ingiusto, maneggione, un avvoltoio affamato di carogne, o un lupo, un serpente, un babbuino sono allo stesso modo naturali. All'aria soddisfatta, il nostro Acaste niente lo turba, niente lo disturba, Tutto lo diverte. Ha trovato come quadrare i cerchi. Ma da dove gli viene tutto questo godimento? qualunque cosa dica o che diciamo, gli strappa il riso. Credi davvero, Acaste, di aver motivo di soddisfazione? Perché mai dovrei essere triste? Già, perché mai dovresti essere triste? Potrei dirvi, per quanto io cerchi un pretesto, un movente, una ragione per lamentarmi un poco non ne trovo. Io sono ricco, giovane, appartengo a una famiglia nobile che conto dunque qualcosa, non vi pare? E per questa ho ragione di aspirare a qualsivoglia incarico importante, davvero ad alte cariche. E che cariche! Niente mi fa paura. Che coraggio! Coraggio è la virtù che per noi conta di più. Che ironia fuori luogo! Di coraggio ne ho dimostrato in ogni circostanza. Non mi vanto, non fingo, non mi lanto. Lo sapete, avevo una questione difficilissima, c'era in gioco l'onore. E come la risolta? Lo sappiamo! Lo spirito davvero non gli manca. E quanta intelligenza nel giudizio! Che ragionamenti, che argomenti? Sempre adatti al momento opportuno. Il teatro per lui è una malattia. Oh, il teatro lo adoro! Alle premierò sempre un posto nel palco di proscenio. Ci metti con le attrici! Vedo meglio. Gli spettatori! So quando è il momento di far partire gli applausi. Fuori tempo! Sempre al momento giusto.